Bentrovati, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Chiusi, antica terra degli Etruschi nella provincia di Siena. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 398 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Yuri Bettollini. La nostra Chiusi, una Chiusi che in questo momento vuole riscoprire la bellezza di tre parole fondamentali: la Chiusi bella, la Chiusi semplice e la Chiusi coraggiosa. Una Chiusi bella, la nostra Chiusi, è quella che racconta nel suo centro storico la bellezza di ospitare tre musei importanti che raccontano l'importanza che Chiusi ha avuto nella storia etrusca, nella Dodecapoli etrusca, che ha visto esserne proprio la capitale, forte anche della propria autorevolezza che a quei tempi riuscì a conquistare. Un'autorevolezza che nel tempo è riuscita a mantenere, ma che poi ha trovato dei periodi un po' più complessi, soprattutto dopo il tardo Medioevo, e oggi invece, dopo aver superato un periodo di difficoltà, torna prepotentemente a dettare un po' l'agenda dell'importanza dei centri storici da visitare. In questo anno siamo riusciti in qualche maniera anche a vincere una grande sfida, ovvero mettere a sistema tutti e tre musei con un biglietto unico. E poi abbiamo detto la Chiusi bella perché oltre a questi musei abbiamo un territorio così bello e così importante, ricco di tombe e catacombe. È una Chiusi coraggiosa perché è il primo comune della regione toscana che si è dotato di un piano regolatore conforme alle norme della sovrintendenza e conforme alle norme della regione toscana, che ha detto sì a degli investimenti, ma al contempo è stato il primo comune che ha portato a casa un piano strutturale, un piano regolatore che ha tutelato il sistema paesaggistico e archeologico della nostra città. E poi abbiamo detto la Chiusi più semplice, è l'idea che abbiamo voluto creare un po' come amministrazione per facilitare certo un arrivo nella nostra città. Abbiamo messo delle navette che possono collegare il centro storico rispetto al lago di Chiusi, uno dei nostri tesori più importanti, ed è un lago che ha saputo contemperare gli interessi dei cacciatori, dei pescatori, dei canottieri, dello sport in generale, del birdwatching, e quindi un'idea di far convivere una comunità intorno al suo lago. E poi ovviamente l'attività più coraggiosa è quella di continuare a investire in aziende. Ci sono aziende produttive che comunque sono compatibili con il nostro sistema culturale e storico. La stazione di Chiusi ospiterà la fermata dell'alta velocità e la fermerà nelle fasce orarie turistiche. Ecco, perché questo? Perché tutti questi tesori e tutta questa capacità di comunità che la nostra città in questo momento sta riscoprendo, la vogliamo mettere a disposizione dei grandi flussi di turisti che speriamo possano trovare la bellezza di partecipare ancora una volta nella capitale degli Etruschi, laddove Porsenna, pensate, non solo ha vissuto, non solo è stato il re di questa città, ma è stato anche il re che ha mosso verso Roma con l'ambizione di conquistarla e di governarla. La leggenda dice che poi l'ha governata per 6 mesi, poi fu ucciso, forse probabilmente per le sue smanie di conquista, però siamo quel popolo, un popolo ambizioso che nel termine dell'accoglienza sta portando un grande valore. Vi aspettiamo a Chiusi e questa è la nostra città. E nel bellissimo Duomo di Chiusi andiamo ad incontrare Don Azeglio Mariani. Benvenuti qui nel Duomo di Chiusi. Questa chiesa è una delle più antiche della Toscana. Risale infatti alla metà del VI secolo. Il vescovo Florentino la costruì dopo che la primitiva chiesa era stata distrutta dalle invasioni barbariche. Per la costruzione di questa chiesa il vescovo usò le colonne che voi vedete qui, sono colonne dei templi pagani che erano qui. Perché Chiusi, come sappiamo dalla storia, è un'antica città etrusca, sede di Porsenna, eccetera, no? Però dobbiamo anche sapere che Chiusi è stato un centro dove il cristianesimo è venuto molto presto. Fin dal III secolo c'era già a Chiusi una comunità cristiana
con il vescovo, con i presbiteri, gli esorcisti, con i diaconi, quindi era una comunità cristiana ormai consolidata. Quando è venuta Santa Mustiola, il cui corpo riposa sotto l'altare maggiore, ecco, qui c'era già un gruppo di cristiani. Questa chiesa è stata poi nel 1800 pitturata, sembra che ci siano i mosaici, ma non sono mosaici, sono pitture, però è stato fatto un lavoro molto bello da un pittore senese, Viligiardi, e come potete vedere i finti mosaici adornano l'abside e tutta la navata centrale. Poi ecco, qui abbiamo il museo della cattedrale, perché questa era l'antica cattedrale, dove sono esposte opere molto belle, opere d'arte sacre ovviamente, oltre che pitture, anche sculture in legno, argenteria. Poi abbiamo una serie di corali miniati, c'è un bellissimo Cristo morto del 300, legno, che portiamo tutti gli anni in processione il Venerdì Santo, e tante altre belle opere. In uno dei terzieri del centro storico di Chiusi con la signora Gianna Fanfano andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Nel terziere di Chiusi. In questo caso siamo nel terziere di Sant'Angelo. Chiusi vanta di 3 terzieri, Santa Maria e San Silvestro. Oggi mi trovo qui insieme ai ristoratori di Chiusi. Chiusi può vantare delle ottime eccellenze enogastronomiche, a partire dai vini. Abbiamo il Sangiovese in purezza, dei bianchi e dei rosé che si abbinano benissimo ai piatti del nostro territorio. Non da meno sono l'oli. Uno su tutti è la minuta di Chiusi, è un tipo di oliva nato anticamente, si risale al tempo degli Etruschi. E qui abbiamo preparato e imbandito insieme a tutti i ristoratori dei piatti caratteristici che rappresentano il nostro territorio. Quindi troviamo la fagiolina e la bruschetta con il cavolo nero e il lardo che è stato preparato dal ristorante Il Punto. Poi abbiamo la ribollita che è preparata dalla solita zuppa. Abbiamo il bollito ripassato che è stato preparato dal Grillo Buoncantore. Poi abbiamo delle pappardelle al cinghiale che sono state fatte dal ristorante Pape Nero, il peposo con un purè all'olio Evo che è stato preparato dal ristorante Zaira, una sella di capriolo con uno sformatino di orzo e dei fagioli cannellini che sono stati fatti dalla locanda delle Scuderie. E questo è stato preparato dal ristorante Le Tartare, tartare di chianina con cilindro di pantost, pomodorini confitte e formaggio caprino. E per ultimo abbiamo il pesce di lago e possiamo trovare il tegamaccio, che è una specie di cacciucco di lago preparato dal ristorante D'Agino, e il brustico che è un piatto preparato in questo caso dal ristorante Pesce d'Oro. Anche questo risale al tempo degli Etruschi. È un pesce di solito fatto con il persico reale o con un persico trota, cotto sulla fiamma sopra una graticola e sotto la cannuccia del lago, le cannucce secche. Un'altra grande risorsa del nostro territorio, i prodotti da forno. Abbiamo i cantucci, abbiamo il pane che è il nostro pane particolare, il pane non salato, che si abbina molto con le nostre bruschette. In più, da poco tempo siamo diventati ambasciatori dell'unica birra trappista italiana, le Tre Fontane, prodotta a Roma, tra le 11 trappiste in tutto il mondo. Vi aspettiamo a Chiusi! Con il direttore Maria Angela Turchetti andiamo a visitare il meraviglioso Museo Nazionale Etrusco di Chiusi.
Benvenuti nel Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Oggi sono qui a raccontarvi che cosa questo museo contiene come scrigno di tesori archeologici che raccontano la storia etrusca dall'età del bronzo finale, dalla protostoria fino all'avvento della romanità. Un museo che si compone di 2000 e oltre reperti archeologici e di 2 piani espositivi con oltre 1000 metri quadri di percorso archeologico. In questo museo voi potete venire a conoscere la storia etrusca della città di Chiusi, Cleusi o Camars per le fonti antiche. La città nasce proprio sotto i nostri piedi per l'unione di tanti villaggi che rappresentavano potentati locali, ciascuno con un suo re, con un suo signore, che si è unito agli altri per fondare la città etrusca di Chiusi. Pensate, una delle più importanti della cosiddetta dodecapoli etrusca. Le città etrusche erano città-stato orgogliose della propria autonomia e del proprio patrimonio culturale, sociale, economico, politico. Chiusi ha avuto un re importante alla fine del VI secolo a.C. Il suo nome era Porsenna, così importante da arrivare a conquistare Roma, e pensate, Cosimo I dei Medici si è fatto incoronare Magnus Dux Etrurie, riprendendo proprio la tradizione del re Porsenna per legittimare l'importanza della Toscana e la sua supremazia addirittura su Roma. Questo museo racconta appunto questa ed altre storie. Dai canopi, i canopi sono degli ossuari che contenevano le ceneri del defunto ed hanno una conformazione particolarissima che trovate solo a Chiusi, cioè la ciotola che chiudeva il vaso cinerario conformata a testa umana. Il canopo di Dolciano è l'esempio più perfetto di questa produzione, con un trono in bronzo su cui è seduto, un ossuario pure di bronzo e la testa in terracotta. E poi arriviamo ad un altro simbolo, che è proprio il simbolo del museo che è qui alle mie spalle, la Sfinge in pietra fetida che, pensate, proteggeva il sonno dei defunti della Chiusi di 2550 anni fa. Pensate, a Chiusi conserviamo le tombe dipinte più antiche della regione toscana, cioè la tomba della scimmia o della tomba del leone, o ancora testimonianze di questa cultura millenaria che ha voluto effigiare con una tempera sulle proprie pareti giochi funebri, banchetti e cerimonie in onore dei defunti. Qui intorno a me ci sono queste cerimonie che sono effigiate sulle sculture, in questo caso bidimensionali, cippi, urne, che ricordano la vita quotidiana degli Etruschi, ma anche le cerimonie e l'auspicio di vita oltre la morte. Non finisce qui, il museo ha testimonianze anche della fine della civiltà etrusca, quando si diffonde l'uso della lingua latina, quando pian piano gli Etruschi diventano romani. Tantissime le urne che conservano non solo al Museo Nazionale Etrusco, ma anche nella collezione civica, cioè la Chiusi Sotterranea, un altro dei 3 musei che costituiscono proprio il patrimonio archeologico e culturale di questa città. Ecco, numerose testimonianze delle famiglie etrusche con i loro nomi, i loro rapporti parentelari, insomma uno spaccato vivo di quella che era la Chiusi di 2300-2200 anni fa, fino alla sua trasformazione in città romana. E al piano inferiore di questa città romana abbiamo uno spettacolare medaglione centrale di mosaico con la raffigurazione di una caccia, forse una caccia mitologica, la caccia al cingare calidonio, e poi testimonianze importanti come il ritratto di Augusto velato capite, cioè raffigurato come pontefice massimo. E che dire poi delle testimonianze longobarde contenute nel museo Chiusi, come Benevento, come Spoleto. Forse è meno conosciuto questo aspetto, ma fu un ducato longobardo e abbiamo precocissime testimonianze della fine del VI, prima metà del VII secolo d.C., gioielli in argento, bronzo,
Geminati, che raccontano una storia che non ha mai fine e che tuttora rivive nella popolazione orgogliosa di questo suo passato, pensate, al punto tale da creare prima un museo civico che fermasse la dispersione nel mondo del materiale etrusco chiusino, e poi questo museo civico la collettività nazionale l'ha voluto donare allo Stato con una legge di statizzazione del 31 dicembre 1962. Il Museo Civico di Chiusi, proprio dove siamo ora, è passato a Museo Nazionale, ed io sono orgogliosa come direttore di raccontare di questo museo e di aspettarvi qui in visita. Ci auguriamo quanto prima a visitare quindi il Museo Nazionale Etrusco, la sua splendida necropoli e poi il sistema dei musei cittadini. Chiusi è anche terra di vini, andiamo a saperne di più con il produttore Fabio Cenni. Ci troviamo presso l'azienda Colle Santa Mustiola di Fabio Cenni e ci troviamo quindi su un bellissimo territorio, un territorio dalle origini antiche. Gli Etruschi sono stati i nostri, precursori anche da un punto di vista della coltivazione della vite. Grazie a loro il territorio è stato così ampiamente vitato e coltivato. Se ne parla anche più tardi, quando Plinio il Vecchio corregge Plinio il Giovane dicendo che non si può parlare di vitis pompeiana, ma si deve parlare di vitis clusina. E qui noi abbiamo la nostra storia, le nostre radici. Ci troviamo qui di fronte a questa casa che risale al 1600, che è stata residenza estiva vescovile, e qui è passata tutta quello che può essere stata la storia, da un punto di vista delle culture e delle colture che sono state presenti in questo territorio. Ritornando alla nostra vitis vinifera, qui ha trovato i miglior giacimenti per quanto riguarda la tipologia del nostro vitigno, che è il Sangiovese. Per quanto poi riguarda la produzione dei vini qui in azienda, produciamo 3 tipologie di vini, sempre con Sangiovese al 100%. Facciamo una vinificazione, il rosato del Sangiovese, una vinificazione che fa solamente affinamento in botte grandi e una vinificazione che fa sia botte grande e botte piccola, il Poggiachiari, con affinamenti molto lunghi che vanno fino a 6 anni in botti grandi e anche in botti piccoli, dopodiché fa 3 anni di affinamento in bottiglia, quindi non esce mai prima del 9° anno. Il territorio di Chiusi è conosciuto anche per le sue importanti catacombe. Con Don Antonio Canestri vi portiamo nella catacomba di Santa Mustiola, patrona di Chiusi. Ci accoglie la basilichetta della catacomba di Santa Mustiola. Dopo aver attraversato l'esedra monumentale realizzata durante l'Ottocento e aver percorso l'adito che dà appunto accesso a questo luogo della catacomba di Santa Mustiola. È necessario prima di tutto fare riferimento a questo nome che non è molto conosciuto, per noi è importante, ma suppongo per gli altri sia nuovo. Mustiola è una martire del III secolo. Sotto l'imperatore Aureliano subì il martirio, visse il suo martirio, la sua testimonianza di martirio a Chiusi, veniva da Roma, apparteneva alla famiglia imperiale, si rifugiò nella città di Chiusi, dove si distinse subito per il suo impegno a sostegno dei cristiani perseguitati. Portava mangiare ai cristiani in prigione,
come ci racconta nell'episodio raffigurato nella cattedrale il pittore Viligiardi. E questo ci testimonia questa visione importante, è una fondatrice di una comunità, con il suo intervento a sostegno dei cristiani qui presenti e perseguitati. Il cristianesimo però a Chiusi già c'era prima di lei. Secondo la nostra tradizione fu portato da Sant'Apollinare, il discepolo di San Pietro, catacomba che fu ritrovata nella prima metà del 1600 dai frati che custodivano il convento e la basilica di Santa Mustiola, appunto, che fino alla fine del 1700 era costruita sopra questa catacomba e che custodiva fino appunto al 1700 proprio anche il corpo di Santa Mustiola, attualmente custodito sotto l'altare principale della cattedrale. Fu portato lì poi dal vescovo Pannilini, che decise di eliminare questa basilica antica, della quale abbiamo memoria sicura, archeologica, fin dal tempo dei Longobardi, i quali parlano di un restauro di questa basilica. Le tavole longobarde che lo descrivono sono quelle sempre custodite nella cattedrale, parlano di questo restauro che la rende più bella, e lì venivano anche posizionate tutte le pietre che ora sono nella prima sala del nostro museo della cattedrale, che appunto circondavano il sepolcro di Santa Mustiola ed invitavano con distici elegiaci a portare dei fiori, a venerare questo santo sepolcro. Da questa catacomba viene appunto una delle lapidi che ci testimoniano Santa Mustiola, più vicine alla data della sua morte. Tutte queste vicende per noi sono importanti, parlano della nostra Chiesa, della nostra realtà, e sono custodite da questa catacomba, che non è l'unica del nostro territorio. Noi abbiamo anche un'altra catacomba intitolata Santa Caterina d'Alessandria, che è una configurazione diversa da questa e che nella sua realtà attuale è l'unione di complessi cimiteriali antichi dove venivano sepolti pagani e cristiani insieme per lungo tempo e per vari secoli. Con il vice sindaco e assessore alla cultura e turismo Chiara Lanari andiamo a scoprire altre curiosità di Chiusi in provincia di Siena. La città di Chiusi è una città da scoprire, potremmo definire che è mistica, di un'importante appartenenza e di origini etrusche, ha avuto la sua ricchezza e la sua importanza anche nel periodo del cristianesimo e non solo. Ci troviamo all'interno del museo civico La città sotterranea, che conserva veramente una ricca repertazione di urne e di tegole ed un laghetto, un lago sotterraneo chiamato Lago di Fontebranda. Il terzo museo è il Museo della Cattedrale Labirinto di Porsenna. Questa fitta rete cunicolare, in realtà chiamata Labirinto di Porsenna, altro non è che un approvvigionamento idrico dei nostri antenati che portava addirittura fino al lago naturale di Chiusi. È un'oasi protetta ed è importantissimo arrivarvi attraverso il cosiddetto sentiero della bonifica. La nostra è una città che legge, è una città arancione del Touring Club italiano, quindi un borgo di accoglienza, ma è anche una città dell'olio, città del vino. Ci sono numerosi eventi che testimoniano tutta la storia di Chiusi e non solo, che vi invitiamo naturalmente a scoprire. Eventi statici più collegati alle attività culturali, come Libriamoci ad esempio in collaborazione con le associazioni della città, eventi culturali collegati al teatro, come quelli ad esempio collegati con la Fondazione Orizzonti d'Arte alla stagione teatrale invernale o ai festival estivi, quindi dal Festival Orizzonti e il Festival L'Arts Rock per i più giovani e non solo, attraverso il gruppo Effetti Collaterali. Inoltre altre attività ed altri pali, diremmo manifestazioni che collegano la nostra città ad eventi anche nella Val di Chiana e nell'intera Etruria e Toscana sono il Tria Turris, che generalmente si svolge a fine giugno e inizia i festeggiamenti in onore alla nostra patrona Santa Mustiola, che si celebra il 3 di luglio. Le tre torri quindi in centro storico vengono portate dai terzieri a spalla fino ad arrivare appunto a Piazza Duomo, Piazza Centrale. Poi il palio delle Rotoballe a Montallese, una nostra frazione, una corsa molto caratteristica. Inoltre i Ruzzi della Conca, che si svolgono generalmente l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre e terminano con l'8 di settembre con la processione in onore alla Beata Vergine Maria. Inoltre altre manifestazioni che potete trovare nella nostra città sono quelle che sono collegate alla ricchezza enologica del nostro territorio e non solo. Abbiamo
Abbiamo un'antica tradizione legata al carnevale, una bella manifestazione dove è possibile partecipare con carri allegorici che ci portano un po' indietro nel tempo. Abbiamo un portale turistico chiamato visitchiusi.it gestito dal nostro comune, e altrimenti si fa riferimento all'ufficio turistico comunale gestito dall'associazione Proloco. Vi aspettiamo! Adesso con gioia ascoltiamo il messaggio di Monsignor Stefano Manetti, vescovo della diocesi Montepulciano Chiusi Pienza. Qual è il messaggio del pastore rivolto agli abitanti di Chiusi? Di tenere accesa la fiaccola della fede che i loro antenati gli hanno tramandato, pensando che i loro antenati sono stati dei martiri, e che aiutino a riscoprire la fede specialmente le nuove generazioni. Il messaggio è per i giovani, che il recente sinodo ha posto di nuovo al centro dell'attenzione. C'è una bella realtà giovanile, sono anche ben accoglienti il messaggio cristiano, che possano loro essere i portatori del testimone oggi, per i tempi di oggi. E il messaggio del vescovo ai visitatori? Qua ci si ricrea lo spirito. Queste antichità, la visita alle catacombe è molto bella, molto suggestiva. Addirittura c'è una lapide che ricorda la morte di un bambino che era di passaggio, perché andava verso Roma con i genitori, si fermò perché era Pasqua, e nella notte di Pasqua, c'è scritto addirittura alla quinta lettura della veglia pasquale, ebbe un malore e morì, ed è sepolto lì. Quindi di queste pietre, questi luoghi che parlano della vita di una comunità cristiana che appunto è stata lì e che è ancora viva e presente per noi nel nostro ricordo e nella nostra comunione dei santi. Mi chiamo Paolo Nenci e sono da maggio 2018 il nuovo presidente della Proloco di Chiusi. Come associazione Proloco abbiamo in gestione l'ufficio turistico. Con l'occasione vi invito calorosamente a visitare il paese di Chiusi, perché le cose da vedere sono davvero tante e le cose da fare sono ancora di più. Chiusi, antica terra degli Etruschi, vi aspetta con tutte le sue bellezze e atmosfere. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia di Siena. Ciao!